Atti dell'Apostolo, capitolo 3. A una regione non struppiata. Nu giorno Pietro e Giovanni saiettero rindo tempio. Erano 3 roppi mezzogiorno e l'ora era preghiera. La vicina tutti i giorni me ne è portata nome, che era struppiata quando era nata, e lo mettevano come mausoleo vicino a quella porta del tempio, che chiamavano la porta bella, per domandare una elemosina a tutti quelli che trasevano in casa del Signore. Chiste venendo a Pietro e Giovanni, che trasevano in tempio, stendette a mano per dimandare la carità a loro. Pietro, guardando le buone rinde all'occhio, insieme a Giovanni le ricette, a vuoto da parte nostra, e chiste subito salutare da parte a loro, aspettando se aveva qualcosa. Ma Pietro le ricette, io non tengo né argento e né oro, ma tutto quello che tengo, ti voglio dare. O nome Gesù Cristo Nazareno, ti dico, susa del cammino. Poi piai per mano ritto e facette sosa la terra. Subito i piedi suoi e le occhi suoi si rinforzarono, e con un zumba si alzai la terra e si mettette a camminare. Insieme con loro trasette rindo o tempio, camminando, zumbando, papriezze e regnando roli a Dio. O popolo come verette che camminava e lutava Dio, e sapendo che era quello che stava assettato per domandare l'elemosina vicino alla porta bella del tempio, rimanette chine meraviglia e assai sconcertato per tutto quello che era successo. O discorso di Pietro. Veramente, chi stomma cercava di trattenere vicino a essi Pietro e Giovanni, tutto il popolo, chi ne spanta per quello che era successo, corrette in mezzo a loro sotto a chi lo portace, che veniva chiamato il portace Salomone. Prende questa cosa, Pietro dice a tutto il popolo, uomo di Israele, perché vi state meravigliando? L'una è questa, e continuate a guardare come se per forza nostre e per preghiere nostre che noi avessimo fatto camminare a chi stomma. È stato invece Dio, Dio Abramo, Dio Isacco, Dio Giacobbe, o Dio tutte le padre nostre che ha glorificato Gesù, o servo suo, che a voi avete consegnato e agnato innanzi a Pilato. Quando Cristo aveva deciso di liberare voi, invece avete agnato il santo, l'uomo giusto, e avete domandato che aveva liberato un assassino, e avete acceso così o mastro la vita. Dio l'ha fatta risorgere in regno dei morti, e noi siamo testimoni di tutte queste cose. È stata proprio che la fede che noi abbiamo mise in da essa. Suo nome Gesù, arate forza a chi stomma, che voi vedete e conoscete buono. È proprio che la fede in da essa che ha fatto sta buona e ha fatto camminare chi stomma innanzi all'occhio vostro. Mo, fratemi carnale, i sacci che voi avete fatto queste per ciuciarie, e così hanno fatto pure tutte le capo vostre. Issa fatta cumbia così tutte quelle che avrete per bocca di tutti i profeti, che o Cristo suoi avesse avuto male per te e morì per noi. Ma voglio dire a voi, pentitevi e cagnate a capo vostra, con tutta la vita vostra, se volete che tutti i peccati vostri venissero perdonati per sempre. A così il Signore farà venire pure voi, che gli tiembro consuelo che vi manderà Gesù Cristo, quello che vi aveva destinato come un Messia suo. Per un momento, però, chi si rimarrà in giro, insieme a quando non arriverà chi lo tempo, quando tutte le cose saranno cagnate, come avrete dire in tuo passato, per bocca di tutti i profeti suoi. Mosè si va ricordato buono, aveva detto, o Signore vostro vi farà nascere un profeta, come a me, in mezzo ai frati vostri. Voi sentirete e metterete in pratica tutto quello che vi ricerrà, e chi non accetterà e non sentirà chi lo profeta, sarà sraragato a mezzo al popolo. E poi tutti i profeti, come già da Samuele, a tutti quelli che parlavano, a Roppa, hanno parlato di questi giorni. Per voi hanno parlato tutti questi profeti per voi. Dio ha fatto un patto e alleanza con tutte le padri vostre. Quando ricette Abramo, in tale discendenza tua saranno benedette tutti i popoli della terra. Perché se Dio ha fatto risorgere il servo suo, Gesù, e l'ha mandato per portare la salvezza. A voi, prima che tutto all'altro, perché ognuno di voi si convertesse a rendere una vita chi in infamità.